Settimo giorno. Santa Maria, Madre di Misericordia, ascolta il silenzio dei poveri. Madre di Dio, smuovi le nostre coscienze per ascoltare il silenzio rumoroso dei poveri. La Chiesa senza di loro non sarebbe come l'ha voluta il Signore Gesù. Attualizzazione. Ultimamente ho letto la testimonianza di un volontario in Africa, con la sua esperienza in un campo profughi al momento della distribuzione viveri. Una situazione caotica, allarmante. Il volontario si rese conto che le scorte si stavano esaurendo, mentre la gente affamata si trovava sull'orlo della disperazione. Al fondo della gente in fila c'era una bambina di 9 anni. Arrivato il suo turno, era rimasta solo una banana. Gliela passarono. Lei sbucciò la banana, poi ne diede metà al fratellino più piccolo e metà alla sorellina e leccò l'interno della buccia. Il volontario confessa che in quel preciso istante è nata in lui la fede in Dio. Commento del Rettor Maggiore. L'opzione per la gioventù povera, abbandonata e pericolante è stata sempre nel cuore e nella vita della nostra famiglia salesiana, da Don Bosco ad oggi. Oggi le povertà giovanili si sono moltiplicate e amplificate. Povertà economica, sociale, culturale, povertà affettiva e familiare, povertà morale e spirituale. In molti contesti la disoccupazione e l'impossibilità di studiare e di prepararsi per la vita penalizzano larghe fasce di popolazione giovanile. Troppe volte, lo sappiamo, queste molteplici povertà allontanano i ragazzi e i giovani dall'opportunità di crescere di un modo sereno e di avere un'educazione adeguata per decidere sul proprio futuro. Ancora oggi, Don Bosco stesso e la Chiesa ci mandano a lavorare tra i giovani più poveri. Ma perché il silenzio dei poveri possa trasformarsi in canto di lode, è anche necessario che si possa realizzare e immaginare un tipo diverso di economia, che alla fine del secolo scorso venne non solo teorizzata, ma anche praticata. È l'economia di comunione alla quale si ispirano tanti giovani economisti oggi e imprenditori che si riconoscono nel movimento Economy of Francesco. Anche così il manto della Madre della Misericordia si estende fino ai confini del mondo perché un giorno, e che speriamo non lontano, nessuno sia più nel bisogno. Riferimento salesiano. Una sera piovosa di maggio 1847 si presentò un giovanotto sui 15 anni, tutto inzuppato d'acqua, che domandava pane e ricovero. Mia madre l'accolse in cucina, l'avvicinò al fuoco, mentre si riscaldava e asciugava gli abiti. Mentre si ristorava con della minestra e del pane, gli domandai se frequentava la scuola, se aveva parenti e che mestiere esercitasse. Mi rispose: io sono un povero orfano, venuto da Valle di Sesia. Gli abitanti si dedicano all'allevamento e all'agricoltura alpina, molto poveri, spesso costretti a migrare. Avevo meno di 3 franchi, i quali li ho tutti consumati. Adesso non ho più niente e non sono più di nessuno. Domando la carità di poter passare la notte in qualche angolo di questa casa. Ciò detto, si mise a piangere.
Mia madre piangeva con lui. Io ero commosso. Se sapessi che tu non sei un ladro, cercherei di aiutarti, ma altri mi portarono via una parte delle coperte e tu mi porterai via un'altra. Stia tranquillo, io sono povero, ma non ho mai rubato niente. Se vuoi, ripigliò mia madre, io l'accomoderò per questa notte e dimani Dio provvederà. Dove? Qui in cucina. La buona donna, aiutata dall'orfanello, uscì fuori, raccolse alcuni pezzi di mattoni e con essi fece in cucina 4 pilastrini, sopra cui adagiò alcune assi e vi sovrappose un saccone, preparando così il primo letto dell'oratorio. Testimonianze dal mondo salesiano. Mi chiamo Curaogo Sebastian, sono salesiano cooperatore. Vivo in Costa d'Avorio. Per accompagnare i poveri nelle loro situazioni, li identifichiamo, li ascoltiamo, li aiutiamo secondo i nostri mezzi. Ad esempio, durante la crisi sanitaria, abbiamo aiutato i poveri con generi alimentari e beni di prima necessità, con il sostegno della famiglia salesiana. Partecipiamo anche alla vita dei bambini in circostanze difficili, nella casa della famiglia salesiana. Accompagniamo alcuni di loro che non hanno un mestiere nei laboratori, in modo che possano prendersi cura di se stessi e diventare buoni cristiani e onesti cittadini. Affidamento a Maria. Accoglici sotto il tuo manto, o Madre, e rendici capaci di condividere la nostra vita con i poveri, di donare non solo il superfluo, ma anche il necessario, fino a che faccia male. Liberaci dall'ipocrisia della moneta data per pulirci la coscienza, o della carezza data per sembrare migliori. Rendici capaci di quell'amore disinteressato che tuo Figlio ha mostrato per l'umanità, per gli ultimi, per i più poveri.